Il veneziano Pierpaolo Baretta, 70 anni, per la terza volta sottosegretario all'economia, ci anticipa in 5 punti quali le istanze del Veneto di cui si farà portavoce a Roma, a cominciare dalle tanto attese agevolazioni fiscali per le aziende. E quando avevamo finanziato il 4.0 gli imprenditori avevano apprezzato questo provvedimento perché consentiva un rinnovamento dei macchinari e soprattutto da noi dobbiamo anche far sì che il cuneo fiscale che vogliamo ridurre abbia un effetto positivo sui redditi dei lavoratori. E ancora il sostegno a Venezia, città metropolitana, con lo sblocco dei 260 milioni stanziati per finanziare le opere e la città, appunto. Ho visto che nei giorni scorsi il sindaco Brugnaro ha chiesto che vengano sbloccati, evidentemente erano rimasti fermi e quindi il primo impegno è sbloccare le risorse disponibili. Terzo punto, il risarcimento ai risparmiatori truffati dalle banche venete. Poi il governo precedente, ultimo, e questo bisogna dargli atto, ha implementato le risorse e adesso si tratta di far sì che i risparmiatori comincino a ricevere quei soldi, superare se ci sono dei vincoli burocratici e accelerare le pratiche. Al quarto punto, ancora Venezia con il Mose e le nomine per la nuova società di gestione. Ne parlerò il più presto possibile con il Ministro delle Infrastrutture, con Paolo De Micheli. Bisogna dar vita anche a tutta la parte burocratica. Sappiamo che è in sospeso le nomine del provveditore. Secondo me bisogna superare la società, il commissariamento ed andare già a una società di gestione. Infine una promessa, via le grandi navi dal bacino San Marco. Penso che ripartire dal comitatone sia la strada più rapida per superare l'impasse che da troppo tempo si è rivelata essere un ostacolo alle soluzioni positive.